Tutto è pronto a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per la festa del pane, la manifestazione che si ispira ai celeberrimi archi di Pasqua, per riproporre in periodo estivo, nella suggestiva cornice degli archi d'estate, una delle tradizioni più antiche e apprezzate in Sicilia. Il tema di questa edizione della Festa del Pane, promossa dalla rete di imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio in collaborazione con il GAL Sicani, distretto rurale di qualità dei Sicani, è I Sicani mangiano sicano, la formula che intende proporre e valorizzare i prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio sicano, di cui San Biagio Platani è il cuore pulsante. Tra le produzioni agricole più rinomate del territorio vi sono i pistacchi, l'olio, le mandorle, le arance e naturalmente i grani con i quali si realizza il famoso pane per la costruzione dell'apparato scenico che rappresenta, secondo la tradizione risalente alla seconda metà del Seicento, lo spazio sacro dove si svolge il celebre rito pasquale degli archi di pane. La manifestazione è presentata dalla giornalista Rosi Abruzzo, finanziata da PSR Sicilia 1422, misura 19.2, piano di azione locale Sicani, azione 2.1.1, nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali. Questo è il programma. Mercoledì 7 agosto alle 21 l'inaugurazione e la manifestazione e l'apertura mostra mercato dei prodotti tipici locali. Durante la serata anche una degustazione del paniere Mangiare Sicano. Giovedì 8 agosto alle ore 21:30 apertura della mostra mercato dei prodotti tipici locali, mani in pasta, attività dimostrative e laboratoriali. Le maestranze realizzano i pani artistici degli archi di pane. A seguire lo show cooking con la partecipazione del master chef Salvo Paolo Mangiapane, ambasciatore del gusto DOC in Italia. Quindi gli archi di piano 2030, le architetture effimere e la residenza di artista, progetto a cura di Farm Cultural Park che incontrerà la comunità con Florinda Saieva e Andrea Bartoli. Durante la serata sarà proposta anche una degustazione dei prodotti del paniere Mangiare Sicano. Quindi la musica con la street band Gli Ottoni Sicani del maestro Longo. Venerdì 9 agosto alle 21:30 l'apertura della mostra mercato dei prodotti tipici locali Show Cooking con lo chef Totuccio Lavardera della Pampinella Group. A seguire l'intrattenimento musicale e racconti di jazz con Andrea Parente. Quindi alle 23 lo show musicale La Notte del Gusto Sicano con la band Etno Rock Sirà. Durante la serata sarà proposta anche la degustazione dei prodotti del paniere Mangiare Sicano. Maggiori informazioni sul sito www.mangiaresicano.it, eventuale pagina Facebook Festa del Pane di San Biagio Platani.